Benvenuti, oggi è sabato 1 febbraio 2025. Il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 17:23. La luna si leva alle 8:52 e cala alle 20:55. Oggi si celebra San Verdiana. Il nome Verdiana ha origine latina e significa fresca giovanile. Oggi 1 febbraio è la giornata internazionale del velo islamico. Tale ricorrenza è volta alla promozione della comprensione e del rispetto per il velo islamico e per le donne che scelgono di indossarlo. Risale al 2013 la prima giornata mondiale dell'hijab per volontà di Nazma Khan, newyorkese di fede islamica, che, stanca di insulti e battute sgradevoli, decide di lanciare una campagna a sostegno delle donne islamiche che decidono di indossare l'hijab con un approccio leggero e mostrando sui suoi social veli di varie tipologie, tessuti e colori. Sono 31 gli anni per Harry Styles, il cantante e attore britannico, che ha iniziato la sua carriera come membro degli One Direction, una delle boy band più famose degli anni 2000. Nel 2016 ha intrapreso la carriera solista, ottenendo successi mondiali con singoli come Sign of the Times, Watermelon Sugar e Adore You. Ha anche recitato in diversi film e serie, tra cui Dunkirk e Don't Worry Darling. Harry è noto anche per il suo stile di moda e di vita, essendo stato il primo uomo a posare da solo sulla copertina di Vogue. Festeggia 65 anni Giorgio Tirabassi, l'attore e regista romano che ha recitato in numerose serie TV e film di successo. Ha iniziato la sua carriera negli anni '80 grazie a Gigi Proietti, che lo ha scoperto mentre recitava in un teatro. Ha partecipato a diverse trasmissioni come Distretto di Polizia, I Liceali e Benvenuti a tavola. Ha anche debuttato alla regia con il film Il Grande Salto, presentato al Festival di Roma nel 2019. Compie 30 anni Antonino Spina Albanese. Il parrucchiere e influencer che è stato fidanzato con Belen Rodriguez, da cui ha avuto una figlia, Luna Marie. La loro storia è finita a dicembre 2021, dopo vari litigi e accuse reciproche. Ha partecipato al Grande Fratello. Nel blu, dipinto di blu, trionfa a Sanremo. È il 1 febbraio del 1958, l'8ª edizione del festival, la prima in diretta TV, premia l'inedita coppia Domenico Modugno e Johnny Dorelli. Inizia da qui la storia di una melodia destinata a rappresentare un intero popolo in tutto il mondo. Ma sapete cos'è la realtà virtuale? Il nostro cervello percepisce il mondo che ci circonda perché riceve informazioni dai 5 sensi, fornendo immagini e suoni generati da un computer tramite una cuffia. Si fanno percepire al cervello mondi che non esistono, da qui la parola virtuale. Ma sapete che si stanno approntando tapirulan omnidirezionali per camminare nel mondo virtuale in qualsiasi direzione? In Italia il governo Bonomi il 1 febbraio 1945 vara il decreto legislativo che estende alle donne il diritto di voto. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno seguente, il provvedimento nasce su proposta dei leader dei 2 maggiori partiti, il comunista Palmiro Togliatti e il democristiano Alcide De Gasperi. Ma perché si dice come i cavoli a merenda? Li avete mai consumati per lo spuntino pomeridiano? Ecco, no.
Infatti dire che qualcosa è come cavoli a merenda lascia intendere che non c'entri proprio nulla con ciò di cui stiamo parlando. In italiano quindi quando qualcuno ci risponde qualcosa di insensato o di poco attinente rispetto a ciò di cui stiamo discutendo, si suole dire che ciò c'entra come cavoli a merenda. Il matto di oggi è la fotografa statunitense Vivian Maier, una delle maggiori esponenti della street photography. Per mantenersi faceva la tata e nel tempo libero con la sua Rolleiflex rendeva immortale la vita di tutti i giorni, gli sguardi degli emarginati e dei personaggi famosi. Istintiva e autodidatta, dallo stile unico, non ha mai pubblicato un suo scatto che ha raggiunto la popolarità solo dopo la sua morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. Oggi è sabato, quindi provate a ritagliare un po' di tempo per voi e per una buona lettura che possa portarvi in mondi magici attraverso la fantasia. Noi ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.